Dario, buonasera a tutti. Allora, ce l'abbiamo fatta a portare la pallavolo? Ce l'abbiamo fatta, studi? direi anche molto bene, Direi di una sì, presenza. perché insomma, la settimana scorsa abbiamo detto, ma sconfidiamo di avere la pallavolo. In effetti, per la squadra ospite questa sera, che fra un attimo vi presentiamo, era un po', diciamo, finita un po' prima la stagione, fortunatamente per loro, e quindi non sapevamo se il direttore Santuzzo riusciva a richiamare tutti dalle ferie, non so se sono andati in ferie. Però ce li abbiamo qua e parliamo di pallavolo. Bene, allora cominciamo a presentarli. Adriano Bilato, consigliere nazionale della FIPAV. Bravo Adriano, grazie. E poi abbiamo già l'apertura con l'inquadratura, vai. Con i due allenatori, quindi Valerio Baldovin. Pallavolo Padova, Tonazzo Padova. E Nicola Baldonna. Bravi. E poi entriamo nel vivo perché abbiamo il capitano della squadra, Mattia Rosso. Un applauso a Mattia. Da questa parte abbiamo invece il pubblico femminile, abbiamo quindi Federico Trevisan, presidente del Padova Volley Project. Ciao Federico, grazie. L'allenatore delle ali di Padova, Luca Chiappini. Buonasera. Due giocatrici che sono Valentina Bedin, libero le ali di Padova, e la palleggiatrice Marta Bertolotto. Bene. Allora, avete già capito le due squadre che sono ospiti oggi, ma allora io ve lo chiedo ancora una volta, un grande applauso a questa promozione in A1 della Tonazzo Padova, un applauso ai ragazzi della Pallavolo Padova. Bravi! È una settimana che stanno festeggiando, quando sono arrivati in studio sbandavano un po' perché, Valerio, com'è sta cosa? Sono in libera uscita o no, sti ragazzi, o no ancora? Non li ancora. Tenete ancora? Siamo ripartiti lunedì ad allenarci di nuovo. Ah sì? Sì. Quindi una settimana di pausa e dopo si riparte. Una settimana di pausa e poi abbiamo ripreso i nostri lavori. Va bene, ma andiamo per a ordine, presentare anche comunque un altro allenatore che è Gianni Cadea per la regia, alla mia destra, se alzi la mano. Gianni, lui è in rappresentanza dell'Arcobaleno Prima Divisione, che è vincitrice della Coppa Padova anche recente. L'ultimo. E poi cosa abbiamo anche? Li stanno aspettando Under 18 e Under 14, sempre del gruppo le tre squadre, qualche rappresentanza di queste brave atlete. Allora, dicevamo, andiamo per ordine. Adesso... Adriano, tu già presidente regionale della FIPAV, ora consigliere federale, e insomma questi risultati di questi ragazzi che noi vediamo, ragazzi e ragazze che vediamo all'apice delle loro rispettive categorie e campionati, sono il risultato di un grandissimo lavoro di base della pallavolo in generale, in particolare quella veneta e quella padovana. Da buon padovano intanto sono particolarmente soddisfatto, adesso certamente ricopro il ruolo nazionale, ma dicevo sono particolarmente soddisfatto perché il risultato della Tornazzo è significativo, perché dietro alle spalle c'è una società che conosco da tanti anni e quindi il risultato è veramente eclatante e anche importante per questo movimento, soprattutto quello padovano, che continua a stupire, perché dicevo proprio in questi giorni a tante persone che già in questo periodo Padova ha superato i 10.500 tesserati, che era un numero che pensavamo era stato raggiunto 2 anni fa, non si potesse più superare, invece proprio una settimana fa ha superato proprio. Quindi Stefano Camporese ha dato, insomma, un buon testimone al successore. Stefano è stato presidente provinciale di Padova, adesso... Allora, credo che non è merito, secondo me, solo di una persona, credo che il merito di Stefano sia stato quello di aver creato, come dice lui, un movimento che è un insieme veramente di persone che ci credono e che lavorano veramente per il miglioramento veramente di questo nostro sport. È uno sport che sta crescendo ancora, perché abbiamo, anche il Veneto ha già superato i numeri della stagione scorsa, e come tesserati stiamo parlando di oltre 43.500 tesserati che ha la Regione Veneto, e
Stiamo raggiungendo a livello nazionale i numeri, perché siamo ancora un po' sotto, però abbiamo già superato di nuovo i 350.000. Quindi possiamo considerare che è la seconda federazione in Italia ormai la pallavolo? Sì, cioè il ciclismo e la pallavolo? Sì. No, vabbè, il mio presidente dice che siamo la prima, più no, del calcio, al di là dei tesserati, come tesserati siamo effettivamente la seconda federazione. Allora io posso chiedere, visto che abbiamo questo bel pubblico, faccio 3 nomi e poi vi chiedo un applauso, perché voglio salutare Roberto Maso, che è presidente regionale, anzi più di 3 voglio farne, sì. della federazione, perché è impegnato in azienda con attività del suo lavoro. Stefano Camporese l'abbiamo già ricordato. Voglio salutare Fabio Cremonese, il presidente del Tonazzo Padova, e Gino Negro, che è stato già con noi in studio perché è anche appassionato di motociclismo, quindi l'abbiamo avuto come pensavamo di vederlo anche oggi, invece. E Stefano Santuzza, che è il direttore sportivo della società. Quindi pronti? Un applauso per tutti questi amici. Vorrei ancora prolungarlo, perché saluto il mio amico Massimo Salmaso, che ha condotto per anni una trasmissione Mani e Fuori. Io l'avevo invitato oggi a darmi un po' di spalla, perché insomma lui sì che ci capisce di pallavolo, non c'è, però salutiamo anche Massimo, gliel'abbiamo promesso che lo salutiamo. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Allora, Valerio, insomma, questo risultato, siamo stati tutti, si diventa orgogliosi della propria città, poi per i risultati sportivi, parlo di Padova naturalmente, ma è un movimento importante nel Veneto. Padova ha sempre avuto questa tradizione ai vertici, qualche volta scivolava un po', adesso siete tornati su. Fatica, lavoro, impegno, qual è la chiave di questo risultato? Come sempre un mix di cose che determina il risultato, quindi ci vuole un po' tutto, ci vuole ovviamente lavorare duro, lavorare sodo, col massimo impegno, ci vuole anche un po' di fortuna, perché è inutile negarlo, siamo anche stati un po' fortunati, perché quest'anno, anche grazie al nostro team di fisioterapisti e preparatore fisico, non abbiamo mai avuto alcun problema di infortuni, per cui abbiamo sempre avuto la squadra, io ho sempre avuto la squadra a disposizione, bene o male, per poterla allenare alla massimo regime, per cui è come sempre un mix di cose, insomma. Non ultimo il pubblico che insomma è sempre stato presente. Noi ci accorgevamo quando andavamo a giocare fuori casa che invece la situazione era radicalmente opposta rispetto al pubblico di Padova, perché comunque fuori casa le squadre avversarie non avevano l'affluenza che possiamo vantare noi, insomma, per cui fattore campo conta, insomma. Sì, beh, noi non abbiamo perso mai una partita in casa, per cui credo che... Io ho visto qualche vostra partita, poi siamo stati anche con la Cori per Padova recentemente a portarvi un po' di fortuna a questo punto, con la partenza dal Pala Fabris, quindi abbiamo fatto un po' insomma, portato un po' di gente a fare tifo, e devo dire che le vostre partite sono veramente una cosa spettacolare, straordinaria, cioè solo per il fatto della confusione, della gioia, Nicola, come la vivete voi che siete lì, forse non sentite niente di quello che succede attorno, come siete, il rapporto che avete con i tifosi, col pubblico è importante? I ragazzi sono stati molto vicini ai tifosi e questo mi ha fatto piacere. Sicuramente in molte situazioni ci siamo avvicinati, abbiamo salutato, abbiamo condiviso con loro i risultati e questa è stata una cosa bella. Anche loro, ho sentito molti commenti positivi sui risultati della squadra, sul fatto che i ragazzi trasmettessero qualcosa quando giocavano. E condivido questa cosa e sicuramente è andato tutto bene e siamo riusciti a trasmettere qualcosa al pubblico che veniva a vederci. Ecco, non so se nella regia abbiamo qualche delle immagini, perché una immagine settimana è più che fate festa, adesso lo diciamo in giro, per cui dovremmo avere delle immagini di qualcosa che riguarda anche l'allenatore in una doccia, non ricordo bene come. Vediamo se la regia riesce, perché abbiamo fatto dei servizi. Eccole. Ecco, allora. Chi è che ce l'ha in braccio di voi qua? Eccolo là, lo vediamo, dopo ci racconti che per fortuna è magretto, ve lo siete portati in giro per il campo. Che momento era, Mattia, che momento era questo qua per voi? Lì dentro lo spogliatoio. No, a parte lo spogliatoio, cioè il momento proprio della vittoria, del fatto, della consapevolezza di questo risultato. Intanto, chi è l'altro che è arrivato? Eccolo là. Mattia, dimmi, Mattia Rosso, capitano. Ovviamente sono stati momenti bellissimi, perché poi nella carriera di un atleta non capitano molto spesso queste vittorie, quindi noi che l'abbiamo giocata questa partita ce la siamo goduta fino alla fine
e adesso stiamo festeggiando a dovere. Con gioia anche delle vostre fans che vi vedono in questa Desavie. Questo filmato inedito che magari non avevano visto. No, no, perché so che avete anche un certo riscontro anche nel pubblico femminile, quindi questo non fa male. Mattia, puoi parlare? Sei sposato? Hai problemi? Sì, no, io ormai ho dato. Non ti da riguarda, questo punto di vista... Sono birbanti sti ragazzi? O... No, quelli più giovani giustamente si fanno... Perché i più vecchi... Sì. Com'è la gestione del gruppo, te come capitano? No, vabbè, per le fans diciamo che la punta di diamante nostra è Fabio Balaso. Chi è? Fatemelo vedere. libero. Eccola, un applauso ragazzi, merita. Abbiamo un pubblico qualificato. Lo vedo un po' da bel tenebroso, come si suol dire, un po' chiuso. Si è nascosto anche quando l'ha inquadrato. Vabbè dai, insomma, Sì, è lui che... è una bella compagnia, dai. Sì, ci divertiamo. Stiamo Bene, bravi, dopo ritorniamo da voi, passiamo invece a quest'altra bella realtà importante per la nostra città, soprattutto perché racchiude varie società, ma anche un bel progetto dietro, un bel movimento che si sta aprendo per far crescere la pallavolo a livello femminile in questo caso. Federico. Sì, direi di sì, è un progetto partito qualche anno fa, però il primo anno, questo è il primo anno che annovera più società dentro il proprio sistema, sono 6 realtà. Che vengono anche dalla provincia di Padova del Giolio al bacino. Provincia, che è la cosa Vogliamo ricordarli, più volley Rio, Thermal Volley Iabano, pallavolo Cadoneghe, Polisportiva Mortise, pallavolo Arcobaleno e pallavolo Volley Project, che diciamo esattamente. Diciamo che è un consorzio che lavora nei propri territori, cioè ogni società lavora nel proprio territorio, quindi non viene sradicata dalla propria situazione, con i propri comuni, con i propri assessori, con le proprie attività, e viene concentrato l'attività di livello nel Padova Volley Project, che dalla B1 a tutte le categorie giovanili, passando per le categorie regionali, cerca di portare avanti un progetto un po' diverso e quindi anche qualitativamente parlando, cercando Qualcuno riconosce queste immagini, così ci dite anche a cosa corrispondono? Intanto mi sembra siamo è la vittoria di Piacenza. al Palaspiller, no? Palaspiller. Si chiama così adesso. Questa è la vittoria di Piacenza contro una diretta concorrente per i playoff, perché non come la maschile, la prima non va su diretta, quindi in ogni caso prima, seconda e terza si giocano i playoff, con un piccolo vantaggio per la prima, per i sistemi di accoppiamento, ma comunque la nostra stagione è ancora molto lunga. I risultati di questo, io parlo un po' più che della prima squadra, parlo un po' del discorso del consorzio. I risultati cominciano a farsi vedere, soprattutto se annoveriamo circa un 700 atlete nel totale del bacino e una quarantina di squadre, e l'apice è rappresentato, oltre dalla B1, da una 14, 16, 18 che dalla settimana, da questo weekend, cominceranno le semifinali provinciali di tutte le categorie, quindi diciamo che siamo presenti dal settore giovanile in su in tutte le categorie di un Parliamo certo sempre certo nel settore femminile. Noi facciamo solo attività femminile, femminile, lasciamo alla fate da pallavolo Padova esatto. il settore maschile, che è giusto che ognuno faccia bene il proprio. Bene, scusa, chiedo agli amici a Tonazzo, voi avete qualcosa di simile? La struttura, chi è che mi risponde? Marco, tu mi rispondi? Marco Gianesello, che è responsabile marketing. Ecco, a parte quello che poi racconteremo, secondo me. Cioè, nel pallavolo Padova, Tonazzo, pallavolo, si supporta di squadre del territorio che danno allora c'è da dire che, ragazzi. Anche se l'ambito tecnico non è quello prettamente di mia competenza, però il movimento maschile numericamente è molto più limitato. Ci sono, c'è la concorrenza del calcio, forse di altri esattamente, sport. sì. Però ecco, noi abbiamo molte collaborazioni, nessuna annessione formale in un progetto come quello delle ali. Abbiamo però moltissime collaborazioni con tante società della provincia. Bene, invece per voi, sì, diciamo che il mondo femminile, penso che Adriano possa confermarlo, è completamente diverso dal mondo maschile. C'è una divisione micro parrocchiale quasi di società, di cose, quindi
è difficile già mettere 6 teste sedute a un tavolo è un bel risultato. Scusa Federico, mi sembra poi Adriano, tu mi dicevi che sei anche un referente per la federazione proprio di alcune attività femminili, giusto? Sì, io quindi sono quello che dice referente per il Club Federico Italia. lo conosci bene, insomma, la cosa, il mondo femminile. Sì, già se partiamo con il discorso numerico è 1-4, nel senso 3 femmine e un maschio giocano praticamente a pallavolo, quindi il 25% dei numeri in Italia sono maschile e il 75% è femminile. Qui ha ragione il Presidente nazionale che sicuramente almeno a livello femminile è la prima, su questo, indiscutibilmente la prima federazione su questo siamo sicuramente, italiana. Non c'è storia, anche perché la pallavolo viene dal mondo scolastico, dove diciamo che in tutte le scuole si gioca effettivamente a pallavolo, è molto più semplice, e la donna oggettivamente non ha tantissimi altri sport oggi, anche se pur rispettando tutti certamente gli altri sport, però ripeto, il 90% dell'attività scolastica viene fatta è la pallavolo praticamente. Andiamo avanti con l'allenatore che invece Luca. è un maschio ancora, allenatori femmine arriveranno, non lo so. Ce ne sono. C'è una Beh, figura no. maschile, c'è. Intanto, forse sì. un altro maschio, Sì, poi un ne altro maschio, parleremo però poi anche magari... di No, questo. prima ho conosciuto, non ha voluto entrare, c'era un'allenatrice, non so se nell'Under 14 forse, vero? E quindi era una Che non ha donna. voluto entrare? Che si È vergognava? scappata a prendere altre lezioni, non ce l'ho fatta, ci ho provato, non è riuscita. Vabbè, non importa. Non Allora, importa. salutiamo. La salutiamo comunque. Le allenatrici sono più frequenti nel settore giovanile, effettivamente, sì. Diciamo che nelle squadre di categoria c'è una prevalenza maschile, è vero, anche nel femminile. Bene, allora la tua storia e il tuo lavoro che hai con questa società. Beh, la mia storia parte da Novara, dove mi sono consacrato come allenatore professionista. Ho fatto 3 anni e mezzo la 1. Femminile? Femminile, sì, ho Sempre cominciato con i femminile. maschi tanti anni fa, poi nel femminile onestamente c'era più spazio di manovra per avere una prospettiva di carriera, e allora ho preso quella direzione. Ho allenato la B1 a Marsciano, parliamo dal 2000 dalle parti tue. al 2005, esattamente, sono umbro. Dal 2005 al 2008 sono stato con la Serie A1 di Novara, dove ero il vice allenatore e il direttore tecnico del settore giovanile. Poi sono andato a Novi Ligure come capo allenatore in B1, da lì sono andato a Bellinzona per 2 anni, poi sono rientrato a Parma in A2 dove abbiamo fatto la promozione, da lì sono andato a Modena con la 1 femminile. E poi adesso è storia recente. E quindi insomma, questa squadra è un po' cresciuta anche con te, insomma i risultati che state ottenendo, gli hai dato una tua... L'hai personalizzata sempre molto un presente po'? anche negli allenamenti, perché io ti vedo sempre, quindi c'è... Sì, mi piace seguire anche la squadra anche nelle attività parallele come quella della seduta pesi, quindi ci tengo ad essere presente perché è uno dei momenti in cui si può anche avere un rapporto un pochino più diretto con i giocatori. Avete anche dei collaboratori che immagino conosceranno le squadre, visto che abbiamo parlato di questo tessuto, di questa volley net, possiamo dire così, cioè nel senso, una rete di collegamento. Sì, beh, come siete organizzati? Gli allenatori del Padova Volley Project sono tutti sono in contatto uno con l'altro, perché comunque c'è un trapasso di ragazze costante tra una squadra. Un po' di omogeneità forse sì, nel si modo parte di dall'Under allenare. 14, però 2 dell'Under 14 fanno la Serie C, fanno anche la 16, le 16 qualcuna va in 18, cioè c'è comunque un interscambio, e di conseguenza che gli allenatori devono essere allineati su quello che è il loro percorso. A livello di consorzio invece abbiamo mettere insieme i presidenti è difficile, mettere insieme gli allenatori è secondo me ancora più difficile. Stiamo facendo degli incontri consortili fra tutti gli allenatori delle varie società, quindi cominciamo a mettere insieme 30, 25, 30 allenatori, esattamente. Quindi lo scopo è anche quello, no? Creare delle sinergie a livello tecnico, a livello organizzativo, quindi con tutto quello che le problematiche giornaliere di quello che può essere il segnapunti, tutte quelle cose che possono comunque dare una mano all'attività, visite mediche, tutto. Cioè creare un'organizzazione di supporto alle società che aderiscono a questa iniziativa. Quindi insomma c'è un grosso lavoro anche alle spalle. Vediamo il lavoro che fanno invece le nostre atlete, no? Visto che abbiamo allora Libero, Valentina Bedin e Marta Bertolotto.
che è una palleggiatrice. Sì, palleggiatrice, Bene, allora, anche lei ben delle ali. individuati i vostri compiti, com'è? E anche la vostra squadra poi di provenienza, poi originale, infatti, di quelle che fanno intanto da parte dove del venite? consorzio, dove venite, perché adesso appunto... Sì, beh, io sono di Padova, quindi Vieni da Padova. io sì, gioco in casa, Tu giochi in casa. a tutti gli effetti. E sì, sono anche qui da diversi anni perché ho iniziato proprio all'inizio. dall'inizio, sono 5 anni che sono qui, quindi ho visto nascere e crescere tutto il movimento che ha fatto sì che si arrivasse a questo risultato di quest'anno. E il nostro lavoro alla fine è minima parte perché è in palestra, quindi di tutto quello che c'è dietro noi sappiamo poco. Dovete occuparvi di altro. Sì, voi, esatto, in il nostro effetti. compito è tutt'altro. lasciano libere Noi ci di troviamo allenare. in palestra 4 volte alla settimana e dopo più la partita nel weekend. E qualche amichevole, perché mi avete detto che E qualche stasera avete amichevole, sì, un'amichevole, poi stasera voi scappate. abbiamo un'amichevole, infatti. E niente, il nostro lavoro sì, è lì in palestra durante gli allenamenti e probabilmente nel femminile, secondo me, è anche fuori a livello di gruppo, perché È importante è rimanere molto unite, importante stare in avere gruppo. un bel gruppo, soprattutto a livello, non è facile a appunto livello femminile, perché se no si creano dei disequilibri che portano... E Marta, cosa vuol dire essere al servizio delle altre compagne di squadra col tuo lavoro, Beh, col tuo ruolo, meglio dire così? secondo me è un bellissimo ruolo, ovvio, non è semplice, anzi forse è uno dei più complessi Delicati. che ci sono, anche perché in un'azione tocchiamo sempre la palla noi calciatori Siete sempre in mezzo. e dobbiamo Sì. decidere chi deve metterla giù, l'azione. deve fare il punto, quindi... Ci vuole tanta attenzione, ben sì, molto chiara. bisogna tener conto di Dialogate tutto con quello che fa. l'allenatore, sì. Un Sì, po' una regia. Esatto, Un la bel po'. regia. Sì, sì. Anche lei incuriosita dalla pallavolo. Beh, qualcosina, prima ha Ci sono avuto... poi le ragazze che vengono a Beh, trovarti. loro Tutta le la vedo, sì, squadra, tutta la forum. squadra io le vedo, infatti, Bene, brava. ogni giorno. Questo gancio è stato importante del sì, è stato No, importante. dicevo, si dialoga durante la partita, tu gli dici Certo, passo di qua. no, è fondamentale che allenatore e palleggiatore abbiano prima di tutto un buon feeling e poi un buon canale di C'è comunicazione. ancora, io mi ricordo che c'erano i numeri dietro, si fa ancora queste Sì, cose? sì. Poi ce le ragazzi, facciamo anche voi spiegare tanto magari importante. meglio. È Dai, ancora adesso attuale. diamo la linea alla regia per la pubblicità. Bene, grazie intanto, fine la prima parte, a dopo.